Tenendo i Verdi, almeno a livello regionale, i dati sono molto buoni. Anche nazionale c'è un dato incredibile nel Veneto, se fosse quello definitivo io non ci credo ancora, siamo quasi al 10% di voti verdi nel Veneto, comunque nella provincia di Venezia siamo addirittura quasi al 12% e questo è un dato che si sta ormai consolidando perché abbiamo quasi tutti i risultati di Venezia e della provincia e anche i risultati notevolissimi a Treviso, l'8,5 e a Padova il 9,5. Questo vuol dire praticamente che da una presenza soltanto così di bandiera, di denuncia, da una presenza di protesta, probabilmente diventiamo una forza che ha un peso notevole, perché vuol dire portare da 1 che eravamo a 4 o addirittura 5, non sappiamo, consiglieri regionali, vuol dire che non so, questi calciatori che hanno presentato una lista hanno preso meno dell'1% e questo era per dimostrare ai partiti che loro contavano e invece i partiti devono capire che la difesa dell'ambiente conta almeno 10 volte rispetto a chi vuole continuare a massacrare gli uccelli per divertimento e le bestie per divertimento. E poi vedremo noi speriamo che cambino anche alcune persone in regione rispetto agli altri partiti, perché speriamo che poi chi la politica la fa, cioè tutti i consiglieri regionali, possano veramente voltare pagina, perché nel Veneto c'è da fare meno autostrade, più parchi e più verde e difendere meglio anche, diciamo, i portatori di handicap, i bambini, cioè quelle fette di popolazione a cui oggi fino adesso le istituzioni e la regione ha dedicato pochissima attenzione. A tuo parere, per quale motivo il Partito Comunista sta ottenendo un insuccesso qua in regione? Io credo che il problema sia che in regione c'è un partito al potere che è la Democrazia Cristiana e gli altri partiti che gli fanno il verso, cioè cercano di copiarlo e diventare simili a questo, più credibili, più democratici, non portano avanti con forza certe battaglie precise su cui la gente sa capire se si sta facendo o non si sta facendo qualcosa, se si sta lavorando per, non so, salvare la laguna di Venezia o per fare delle piste ciclabili o per riciclare i rifiuti. Questi altri partiti, sia il Partito Comunista sia anche il Partito Socialista, si fanno vedere che fanno un po' di opposizione, che sono diversi, ma la gente non vede chiaramente che cosa vogliono veramente, salvo la difesa della classe operaia, ma abbiamo capito che non basta più la difesa sull'ultima trincea dei posti di lavoro, perché la società cambia e bisogna crearne lavoro, ma lavoro pulito, lavoro utile, lavoro che